per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Il viaggio di oggi inizia tecnicamente qua, da un umido e nebbioso lago di Endine. Direzione nord, siamo ancora confinati all'interno della regione Lombardia ed oggi la nostra idea, intenzione, è quella di arrivare fino a Livigno, superando il passo del Foscagno. E un timido sole inizia finalmente a farsi strada fra le nebbie e l'umidità. La nostra meta dovrebbe essere sotto un cielo velatamente azzurro. Aprica, primo passo e prima tappa della giornata. Temperature piacevoli, siamo intorno a 6-7 gradi contro i 4-5 di Edolo in valle. Piste da sci tristemente deserte purtroppo, come ben sappiamo. Dopo una noiosissima Valtellina arriviamo a Bormio, completamente innevata. Sole splende, anche se leggermente velato come previsto, però non è neanche freddissimo. Pianti di discesa e di risalita ovviamente tristemente vuoti.
quasi in cima al passo del Foscagno. È uno spettacolo meraviglioso, c'è tantissima neve e tantissimo sole. Si fa fatica a tenere gli occhi aperti dal riverbero. Temperatura sul passo di circa 0 gradi, ma lo spettacolo è veramente unico, incredibile, meraviglioso. Siamo sul passo del Foscagno, raggiunto. Fa freschino, ma la giornata è davvero meravigliosa e lo potete assolutamente vedere anche voi dalle riprese. Il cielo è azzurro, non è azzurro, ma siamo qua. Passo del Foscagno, 19 febbraio 2021. C'è un riverbero incredibile, da quanta neve c'è si fa fatica assolutamente a tenere gli occhi aperti. Che spettacolo, che meraviglia! Fantastico ragazzi, fantastico.
Toccata e fuga a Livigno, il tempo di fare il pieno e di rientrare. La giornata comincia a essere avanti con l'orario ed è meglio rientrare prima che faccia troppo freddo, anche se comunque le temperature sono a -1. Giornata spettacolare, adesso dobbiamo comunque pensare al rientro, sono l'1:15, temperature che sono sempre state abbastanza clementi, mai più fredde di -2 e va bene così. Al sale e il fallo molto pronta per riportarla per essere rimessa lì. Giornata finita. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.